amici di Rete 7, ciao! Dovete cambiare la vostra cucina o sostituire la vostra camera da letto? Oppure comprare la cameretta al vostro bimbo appena nato? Fermi tutti! Mobilissimo! Di Luserna San Giovanni. Il numero di telefono lo vedete qua sotto insieme all'indirizzo. Volete saperne di più? Venite con me! E questa cucina è magnifica, con l'isola centrale col lavandino. Vi state chiedendo, ma io non ho l'impianto idraulico per potermi permettere l'isola centrale. Nessun problema, perché Mobilissimo in sede da loro collabora con idraulici, collabora con elettricisti, muratori e piastrellisti, quindi vi dà la cucina come la volete, con gli impianti compresi. E per le vostre dolci notti, guardate l'eleganza di questa camera da letto. Ma non è tutto qui, perché di camere da letto da Mobilissimo ce n'è tantissime, di tutti i colori e di tutte le misure. Anche la camera di vostro figlio, modernissima, e soprattutto si può richiedere di qualsiasi misura e di qualsiasi colore. Questa è una camera che si trasforma. Cresce insieme a vostro figlio, dai primi mesi in poi. Vuoi sapere di più? Vienici a trovare. Perché da Mobilissimo potete trovare i migliori materassi per tutte le vostre esigenze. E adesso non vi resta che venire a Luserna San Giovanni e ascoltare i consigli di Francesca e i consigli di Tatiana. Mobilissimo! Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Passeggio tutto solo per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira tutta quanta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Ci sono
Ci sono puntate che scrivi al pomeriggio presto e hai tutta una scaletta. Poi arriva tramite i social una notizia di quelle che ti gelano l'anima e tutto diventa tremendamente triste, perché certi personaggi tu credi che siano immortali perché fanno parte della tua vita, della tua giovinezza. E quel messaggio, quel post su Facebook all'inizio sembrava forse una cosa non reale, come fosse un pessimo scherzo. Invece no. Oggi ci ha lasciato la regina della televisione italiana, Raffaella Maria Roberta Pelloni, Raffaella Carrà. E quindi abbiamo stravolto la nostra scaletta per cercare di fare un omaggio. E zia Marta si è trasformata in Alessia Chelucci, Valentina Branca ha completamente stravolto tutto ciò che avrebbe dovuto cantare oggi pomeriggio, e quindi adesso noi siamo qui, la musica deve andare avanti, le sue canzoni hanno sempre trasmesso a tutti noi una sanissima allegria, e quindi noi siamo qui. Ringrazio Alessia Chelucci. Grazie a te. Ringrazio Valentina Branca. Grazie. Ringrazio tutti voi per essere lì davanti alla TV e ascoltare quest'ora di musica. Ricordiamo che siamo dal vivo, 011 06 01 741 è il numero per le vostre telefonate, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Io oggi non voglio ricevere messaggi di complimenti per Casa Piretti, ma voglio ricevere dei messaggi su cosa è, perché è impossibile dire su cosa è stata e sarà sempre impossibile, su cosa è per voi Raffaella Carrà. Ne voglio leggere tanti, amici a casa, ok? E adesso su come avrebbe voluto lei, su con la vita, cantiamo le sue canzoni partendo da una ballo ballo che fa più o meno così. Sono qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Ah, sensazione unica, ah, voglia di restare qui, ah, voglia di ballare con te. Casa con noi! Ballo, ballo, ballo da capogiro, ballo, ballo, ballo senza respiro, ballo, ballo, ballo mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza, porta, porta, portami una farfalla, ballo, ballo, ballo nel mio castello, che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Si può, mi vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Ah, sensazione magica, ah, voglia di restare qui, ah, voglia di ballare con te. Ballo, 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 non mi innamoro, ballo, 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 son prigioniera, ballo, 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 capolavoro, che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ballo, 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 saliva zero, ballo, 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 solo un
ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza. Porta, porta, portami una farfalla. Ballo, ballo, ballo nel mio castello. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Insomma, ragazzi, quando oggi ho sentito la notizia ho dovuto telefonare a un mio amico, perché con lui ci sentiamo sovente, lui sa tanto di musica. Allora gli ho detto: senti, ma io adesso devo stravolgere la scaletta, cosa possiamo fare? Sai cosa mi ha detto? Tu chiamami, io ti racconto qualcosa. E quindi dovremmo avere in collegamento telefonico un nostro grande amico. Vi dico nome e cognome e voi dite: ma chi è? Gabriele Sbattella. Sapete chi è? È l'uomo gatto. E sono felice di averlo qui questa sera, in modo che lui possa raccontare qualcosa di Raffaella Carrà. Vediamo se la regia è riuscita a ripristinare la telefonata. Pronto Gabriele, ci sei? Sì, buonasera Enrico, buonasera a voi tutti. Ciao. Ciao Gabriele, benvenuto Ciao, in ciao. casa Peiretti. Buonasera. Non è Nella una telefonata che ci siamo fatti prima hai detto che volevi raccontare qualcosa di Raffaella Carrà, che non hai vissuto in prima persona, ma sono cose che tu sai. Quindi ti do la linea. Vai, Sì, allora, vai, intanto Gabriele. buonasera a tutti quanti voi. Non è una bella sera, perché ci lascia un personaggio grandissimo della televisione italiana, apprezzato molto anche all'estero, una donna straordinaria, simbolo lei, ma anche altri come Mike Bongiorno, Sandra e Raimondo, di una televisione garbata, educata, istruttiva e soprattutto rispettosa del telespettatore, cosa che molti programmi di oggi, e mi dispiace dirlo, non fanno. Dicevi della nostra telefonata che ci siamo fatti poco prima di questo collegamento. Io non ho avuto purtroppo il piacere di conoscerla, la grande Raffaella Carrà, però l'ho conosciuta tramite gli aneddoti che ci raccontava una zia di mamma, che lei era sarta alla RAI, sede di via Teulada a Roma, e praticamente lei ha lavorato con Raffaella Carrà, con Pronto Raffaella, quel bellissimo programma di mezzogiorno che faceva da traino al telegiornale delle 13:30. Insomma, lei ha lavorato con Raffaella non solo in questa produzione televisiva, ma anche in un altro programma, e ci raccontava moltissimi aneddoti. Diceva che era una donna molto professionale, una persona molto umana, insomma veramente una grande. Credimi, io quando ho ricevuto la notizia, quando ho letto la notizia sui vari account Facebook dei miei amici, dei miei contatti, stentavo a crederci, perché sai, sono quei personaggi che non dovrebbero, tra virgolette, morire mai, però in noi resterà il ricordo di una grandissima artista che ci ha fatto divertire, ci ha sorpreso con quel programma del sabato sera, Caramba che sorpresa, e poi è stata, non dimentichiamolo mai, è stata anche paladino di tantissime battaglie per i diritti civili, e io penso che adesso dove sarà lei sarà sicuramente un posto migliore, che sarà illuminato dalla sua voglia di vivere, che era tipica, anzi che è tipica della regione di nascita, l'Emilia Romagna, regione che io amo moltissimo, ci ho vissuto e quindi so benissimo che tipo di regione è. E poi comunque la grande professionalità e soprattutto una grande carica umana. È veramente una grandissima perdita per lo spettacolo italiano, e non solo, perché lei poi era anche apprezzata all'estero, in Spagna. Molto, sì, molto. Tant'è che di recente avevano fatto un film a puntate, Sì, esatto. giusto Valentina? Sì. Un film proprio sulla vita, sulle canzoni di Raffaella Carrà, in Spagna. Sì, ma io quando studiavo in Germania mi ricordo dei colleghi di studio spagnoli che dicevano che Raffaella Carrà in Spagna era amatissima. Infatti io
mi capitò di vedere quando studiavo in una scuola per interpreti di Rimini, vicino Rimini anzi, un programma televisivo della TV spagnola dove lei c'era, lei era presentatrice e in Spagna lei, come ripeto, era amata molto, amata sicuramente allo stesso modo come allo era stesso amata, modo che qua in Italia. Insomma, adorata qui, cioè in Italia l'adoravano, in Spagna lo stesso. Quindi è davvero una serata Io, Gabriele, triste. Dimmi. molto. Io ti ringrazio di queste tue parole. Grazie a voi, ragazzi. Grazie di cuore, Gabriele Sbattella. Ti aspettiamo. È sempre un Ti piacere, aspettiamo qui in Casa Peiretti quando vuoi. Sì. È sempre un piacere venire da voi, però stasera purtroppo è la serata triste. Ciao a tutti, buonasera. Molto. Grazie uomo gatto, grazie Gabri, Gabriele ciao. Sbattella, grazie. Un altro personaggio, Gabriele, con tanto corazon, Sì, quindi sì. ragazzi, sono arrivati dei messaggi, delle foto e quindi noi adesso abbiamo l'immenso piacere di andare a leggerli. Vai regia. All'inizio dell'arcobaleno c'è sempre Casa Peiretti. Come sempre bella serata, siete fantastici. Baci, Dani. Grazie Dani, grazie di cuore. La grande Raffaella, la grande signora. Sì, ciao. Guardare Casa Peiretti è la cosa che mi rende più contento nella giornata. Allegria, simpatia, bravura e la bellezza stratosferica di Valentina. La rendono la trasmissione top della TV italiana. Luca da Cardano al campo. Grazie Luca per le ciao. belle parole che ci scrivi tutte le sere, grazie. Ciao Enrico Peiretti, grazie per aver ricordato la grande Raffaella. Sue meravigliose e stupende, complimenti a tutti di Casa Peiretti. Antonio Primicelli, Rivalta di Torino, grazie Ciao, Antonio, Antonio, grazie, continua a seguirci perché sarà praticamente tutta l'ora dedicata alla mitica, come c'è scritto lì. Ciao Enrico, oggi ci ha lasciato la storia della televisione, sì, hai ragione. Mitica Raffa, un abbraccio a voi tutti e grazie per la compagnia. Tiziana da Torino, ciao Tiziana, ciao. grazie. Dopo una gran domenica alla Conca del Pra con gli amici Fabio e Annalisa inizia una nuova settimana con Casa Peiretti. Ciao Alfonsina, ciao Germano, Ciao. ma guarda che belli. Cioè eravate qua in zona, il Pra è qua vicino a noi, è proprio vicino, bene. Ciao Raffaella, Ivano, la Dispoli. Ciao. Ciao Ivano, grazie. Mi dispiace tantissimo della morte di Raffaella Carrà, Dani, anche a noi. A tutta Italia e forse a tutto il mondo, anzi togliamo pure il forse, lei era internazionale, era mondiale. Ciao Enrico e grazie per l'omaggio in apertura. Un saluto alle tue due spalle, la BR e la Chelucci, Arcangelo Valsusino. Ciao Grazie. Arcangelo Valsusino, grazie. Canzoni meravigliose, grazie Raffaella per quello che ci hai dato, non ti dimenticheremo. Maddalena. Ciao Maddalena, grazie per essere qui con noi, grazie. Bravissimi Enrico, Vale, zia Marti e Gabriele che ricordate la grande Raffaella. Casa Peiretti sempre numero 1. Ciao a tutti, ciao Fulvio, ciao. Ciao. Il bagnaschino che sembra un liquore ma non lo è. Non lo è. Ciao, volete un amaro? No, grazie, questa sera forse no, ci andrebbe qualcosa di un po' più forte, sì. anche se questo è abbastanza... Ciao, per me Raffaella è la gioia di vivere con la sua risata che ogni tanto imitavo. Persona più unica che rara. Difficile da dimenticare, grazie mille Raffaella. Non ti sei firmato, comunque ti ringraziamo per questo messaggio, grazie di cuore anche a te. Noi ci fermiamo esattamente 3 minuti, non di più, poi abbiamo un'altra testimonianza di un personaggio importante della TV italiana, ma e anche tante canzoni ancora. Però adesso pubblicità. Fava Emiliano, stradale Pinerolo 101, Bricherasio. Servito allo stesso prezzo del self. Pulizia e sanificazione all'ozono. Fornitura legno e pellet in sede, servizio consegna acqua a domicilio. Riscopri il piacere di essere servito.
Le 3 galline. Per le vostre colazioni e i vostri aperitivi all'insegna del buon umore e del sorriso. Caffetteria. Cioccolateria, croissanteria. Wi-Fi zone e scambio libri. Le 3 galline si trova a Luserna San Giovanni, via Roma 17. Ciao, sono Alessia Chelucci. Anch'io cambio le gomme da pneumatici Ribotta. Vendita, assistenza, riparazione. Convenzionato con tutte le società di noleggio, assistenza stradale. Officina mobile per mezzi pesanti ed agricoli. Messa a punto computerizzata. Ribotta, un grande servizio al giusto prezzo. Comunica di aver visto lo spot in TV e ti facciamo un ulteriore sconto. Ciao a tutti, sono Bruno Luca, titolare della Gramix Granaglia Non Solo Bagnolo Piemonte. Oggi vi propongo una novità della Gramix, il Naturovo Plus, un alimento completo per ovaiole, 15,4 di proteina, quindi aiuta a fare l'uovo, è un alimento senza OGM, molto importante, no OGM nelle nostre granaglie. Poi vi presento il Bloqué, è un cubo di sali minerali con assenza di rane, sali vitaminici per bestiame pesante, capre, mucche, pecore e cavalli, e abbiamo anche il rotolino più piccolo. Inoltre abbiamo tutti i prodotti per i nostri amici a quattro zampe, cani, gatti, pesci e quant'altro. Vi aspettiamo a Bagnolo Piemonte. Ciao a tutti! Gramix! Voglio il gelato! Vieni con me, c'è Bar Gelato. Gelati e granite artigianali per tutti i gusti. Bar Gelato, zona pedonale di fronte al comune Torre Pellice. E ci trovi anche a Barge, Viale Mazzini 17. Vuoi Casa Peiretti? Nella tua piazza, alla tua festa, al tuo evento speciale. E allora chiama 338 47 15 020. Vi aspettiamo. $60 milioni di dischi, 22 tra disco d'oro e disco di platino. E nel 1971 esce un suo brano censurato per un balletto che non si poteva in quei periodi neanche immaginare, ma dal giorno dopo che lo ballò con un altro grandissimo Alberto Sordi, da lì la censura tacque e quindi svanì. Ricordiamo che siamo dal vivo 011 06 01 741 per parlare qui con noi, o 348 80 40 254 è il numero di messaggi che questa sera vorremmo anche capire. Se avete qualche curiosità su Raffaella Carrà, se avete qualche bel ricordo, scrivetecelo in diretta e noi andremo a leggerlo. Ma adesso parliamo proprio di quel ballo così proibito dal nome Tuca Tuca. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, tanto, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci, mi piaci, mi piace, tanto, tanto, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio, ti voglio,
21. Ciao Raffaella, puntata speciale di Casa Peiretti dedicata a tutta lei. E adesso abbiamo un amico in linea 011 0601 741, pronto? Pronto. Ciao, sono Enrico da Collegno. Buonasera Enrico, benvenuto in Casa Peiretti. Grazie. Volevo fare le mie condoglianze alla famiglia Pelloni perché Raffaella Carrà si chiama Pelloni in verità. Esatto. E noi ci uniamo alle tue condoglianze. Grazie. Grazie Enrico. Volevo Grazie per chiedervi una canzone. Dimmi tutto. Sempre di Raffaella. Tanti auguri. Sì. Tanti auguri, arriverà, è in scaletta, questa scaletta improvvisata alle ore 19 per le 20, ma arriverà. Non si può non cantare tanti auguri se parliamo di Raffaella Carrà. Grazie Enrico, buona serata. Grazie per aver chiamato qui in Casa Peiretti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Enrico, Ale. ciao. Adesso, sempre ciò che è successo dalle 19, mi è arrivato un videomessaggio di Massimo Costa, che è il nostro amico di Casa Peiretti, so che ci sta seguendo. Ho detto: hai voglia di chiamarci dal vivo? Mi fa: no, guarda, ti mando un videomessaggio perché ci tengo a essere presente nel tuo omaggio a Raffaella, però non credo in quel momento di poter andare, di poter trasmettere qualcosa dal vivo, e quindi mi ha mandato 2 parole proprio per lei. Vai regia. Che dire? Sono letteralmente sconvolto da questa notizia. Non ho parole. Raffaella Carrà, un grande mito per me perché mi ricorda la mia infanzia. L'ho sempre seguita da Magamaghella a tutto il resto. Credevo che era impossibile che un personaggio come questo potesse andarsene. Sono sconvolto nell'anima e nella mente. E non so altro cosa dire. Sono sempre stato un suo fans e sono sempre stato un ragazzo che l'ha amato moltissimo, l'ho sempre ammirata. Ho studiato danza anch'io, non con lei, ho ballato il tip tap, però mi rifacevo un pochettino ai suoi movimenti. Mancherei a tutti, non soltanto a me, ma a tutti. Grazie per quello che ci hai dato. Ti ricorderò sempre. Grande bacio. Scusate. Ciao. Grazie per quello che ci hai dato. Credo che di passione, di musica, di amore ce ne abbia dato tantissimo. Ma quante sere, quante sabato sera a piangere sul divano con Caramba, che sorpresa, ma tantissimi, perché comunque dove l'emozionalità vince su tutto, e anche qui il Peiretti frigna come un bimbo. Ed ha però comunque coniato un termine, una carrambata, quando diciamo mi hai fatto una sorpresa, mi hai fatto una carrambata, e quindi una cosa c'è sul importante. dizionario, Sì. È proprio diventato una parola del dizionario. 011 0601 741, pronto? Pronto? Buonasera e benvenuta, chi sei, da dove chiami?
Allora io chiamo da Kevin Jordan e chiamo da Torre Pellice. Ciao Kevin, benvenuto. Ciao. Ciao. Volevo farvi i complimenti e volevo salutare 2 persone. Vai. Io voglio salutare mia nonna Maria e mio nonno Nevio e poi volevo farvi suonare, se potete, l'ora dell'amore per mia nonna. Va bene, la mettiamo in programma per le prossime puntate. Grazie Kevin, grazie. Ok, grazie Un mille. abbraccio da Ciao, parte di tutti noi. Buona Ciao. serata, Ciao. buona serata. Ciao, ciao. Che caro, piccolino. È il bimbetto in bicicletta che abbiamo visto l'altra Piccolino. sera, no? Sì, non lo so. Sì, Può darsi. molto probabilmente sì. Invece adesso facciamo un salto, pensa, nel 1970, ragazzi, arriva l'ombelico, il famoso ombelico, la prima donna che mise in mostra questa parte del corpo in diretta televisiva. Era con Corrado, la trasmissione era canzonissima. Sì. Cantò "Ma che musica, maestro", e l'ombelico di voilà. e fece anche lì, fece molto parlare. A proposito di parlare, a proposito di chiacchierare, abbiamo un'altra telefonata. Bene. E quindi 011 0601 741, pronto? Buonasera, Buonasera, chi sei e da sono dove sempre chiami? io, Michele di Michelino. Buonasera Michele. Ciao Valentina, Ciao. ascolta, vi aspetta a Pinerolo, Silvia Cantalaura. Venite. Vediamo di riuscire a organizzare, certo Michele, grazie, sì, ok. Hai qualche richiesta, qualche dedica? Ascolta, io per ricordare Raffaella Carrà, allora, quella a far l'amore comincia tu, come? Sì? Va Giusto? bene, la Ok. faremo. Sì, esatto, a far l'amore E comincia tu. ricordiamo Proprio questo sempre brano. la grandissima Raffaella. Te la cantiamo. Grazie, buona serata. Prego, Ciao, buona Michele. serata anche a voi. Mi esce, di solito finisco la telefonata, no? Con buona serata, virgola, pausa, buon divertimento. Ma parlare di divertimento questa sera mi è difficile, ragazzi, è molto difficile anche così essere in un live televisivo Sì. dopo. Però andiamo avanti con una canzone che la nostra Chelucci adesso va a cantare, molto bella, sempre della nostra Carrà, e salutala per me. Non dire niente, non dir bugie, non inventare più. Io so già tutto di lei, tutto di lei e te. Credi davvero che sia un mistero quello che un uomo fa? Ti prego, va da lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Sì, lo so che nell'amore c'è chi vince e c'è chi perde, e stasera ho perso te. Ma spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Dico sul serio, non sto bleffando, non ce la faccio più. Meglio per tutti se te ne vai con lei. Stasera almeno
per metà. Ti prego, va da lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. C'è chi vince e c'è chi perde e stasera ho perso te. Ma spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Ti prego, va da lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Sì, lo so che nell'amore c'è chi vince e c'è chi perde e stasera ho perso te. Spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. E ti penseremo tanti e sempre, cara nostra Raffaella Carrà. Insomma, ragazzi, abbiamo una telefonata. Pronto? 2 telefonate. 2. Brava comunque. Grazie. Brava, mi è piaciuto. Bravo. Pronto? Pronto? Pronto, è in onda. L'ho sentito. Ciao, anche Enrico. tossire. Anch'io. Ciao, chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, sono io, Antonio Pinceri. Buonasera Antonio, ciao, benvenuto. Buonasera a in Casa voi, siete Peretti. fantastici. Anche tu. Grazie. Ascolta una canzone di Raffaella, Rumore, e fate tanto rumore. Guarda, è un brano che abbiamo provato dalle 7 alle 8, non l'abbiamo mai fatto in scaletta, vediamo se riusciamo a chiudere con questo, Ma sì, perché basta un non è pezzo, che dai, ci basta viene per proprio ricordarlo, così dai. bene, Che sono anche un pazzo Non di è che lei. sì, perché no. Ma no, certo, Ok. certo. Qualche sera Poi ci vediamo. ce n'è tantissimi brani. Come, scusa? Non ho capito. Qualche sera ci vediamo. Ma certo, Sì, sì. dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì siamo sempre qui su Rete 7 e poi avremo degli appuntamenti per il sabato Allora, buonasera live a tutti. nelle piazze, ma lo diremo domani. Grazie Ok. Antonio, Buonasera ciao, a buona tutti, serata, ciao. buona serata. Ciao. Ciao. Regia, abbiamo ancora una telefonata, se non sbaglio erano 2, vediamo un po' se la seconda ha atteso, sì, atteso, 011 0601 741. Pronto? Non ha atteso fino all'ultimo e poi ha messo giù. Insomma, ci sta, ragazzi, ci sta. Noi adesso ci fermiamo soltanto 3 minuti, ma non di più. Però, al ritorno della pubblicità, vorrei davvero andare a leggere qualche messaggio importante, qualche saluto per la nostra Raffaella. Il numero è questo: 348 80 40 254. Un messaggio non costa nulla e, insomma, fa sentire il vostro calore in questa serata così difficile. Pubblicità. Tabaccheria Ferraro. Ampia gamma di servizi al cittadino, tra cui ricariche telefoniche, ricariche post-pay, pagamento bollette e tributi, bollo auto, prelievi, bonifici bancari e tantissimi altri servizi. Invio e ricezione denaro da e verso l'estero con Western Union. Punto poste. Ritiro e spedizione pacchi Amazon. Attivazione e ricarica carte prepagate Money Sisal. Lotto e 10 Lotto. Gratta e vinci. Super Enalotto. Distributore automatico H24.
articoli regalo, giocattoli. Tabaccheria Ferraro, Luserna San Giovanni, Piazza Canavero 4. Ciao, sono Valentina Branca e mi trovo a Luserna Alta, nel borgo antico, dove da 70 anni esiste questo bellissimo negozio, La Cascina, Livio. Ciao. Allora, qui da te possiamo trovare carni scelte da allevamenti locali, salumi di produzione propria, formaggi dal peggio, prodotti tipici e poi una gastronomia con i profumi e i sapori di un tempo, ma non solo. E di fianco un mini market che fa anche da bar, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19:30, dove puoi trovare frutta e verdura fresca e un reparto pescheria. Ah, fanno anche la consegna a domicilio ed è aperto la domenica mattina. Ti porto a cena fuori. Sì, ma voglio andare da Raffaella. Trattoria artigianale da Raffaella, aperto a pranzo tutti i giorni, cena venerdì e sabato o su prenotazione, e c'è anche un bel deo esterno. Menù, lavoro a 10 euro, menù completo da 12. Gos Raffaella, Corso Gramsci 3, Torre Pellice. Panetteria Torinese, a Luserna San Giovanni. Golosità, pizze e pizzette, focacce, pane e grissini. Fornero, dal 1982. Ed ogni sera pizza alla pala. Tutto il merchandising di Casa Piretti, come la tazza, le magliette, le borse, i cappellini e tanto altro ancora, lo trovi su www.mycustomstyle.eu. Benvenuti in questa terza e conclusiva parte, in questa Casa Piretti dedicata a Raffaella Carrà, e inizia con un amico che ha avuto una bella idea, quella di telefonare qui dal vivo in Rete 7. Pronto? Pronto? Buonasera e benvenuta, chi sei e da dove? Io sono Anna da Torre Pellice. Ciao Anna, ciao. Ciao. Dici Niente, tutto. volevo dirvi bravi innanzitutto e poi salutare le mie cugine Grazie. di Castiglion Tinella, Anna, Daniela e Ornella, e un grosso bacione a mio zio Mario, che anche loro oggi purtroppo è stata una brutta giornata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao. Grazie per la telefonata e ci dispiace. Purtroppo la ruota della vita è incredibile e tu non la puoi fermare. Puoi fare ciò che vuoi, però è la ruota. Non c'è nulla che puoi. Il destino è quello, il destino di uno di noi è quello, e puoi far di tutto, ma non lo puoi fermare. Adesso andiamo a leggere proprio i loro messaggi che hanno mandato al 348 80 40 254. Sì, regia, vai. Tutto qui? Dove sono i ballerini? E l'orchestra? Vabbè, ho capito, adesso ci penso io. Wow, fantastico. Ciao Raffaella, adesso fai lo spettacolo come lo sapevi fare tu sull'arcobaleno. Ciao. Wow. Molto bello. Cantava rumore, invece è andata via in silenzio, in punta di piedi. Raffaella Datino e Betta, un applauso a Raffaella Datino e Betta, un applauso facciamo anche noi perché hai scritto una frase molto bella e veritiera soprattutto. Ciao ragazzi, bravi a ricordare Raffaella, lo facciamo volentieri. Certo, sì. Anche dallo spazio un extraterrestre che vi guarda direbbe: caramba che trasmissione. Alessia, Valentina ed Enrico, il trio delle meraviglie, imbattibili. Luca da Cardano al Campo. Luca, anche Grazie, in una Luca. serata così sei riuscito a strapparmi un sorriso ed è importante. Grazie Luca, grazie. Salutiamo anche tutti i nostri amici di Cardano al Campo. Ciao cari amici di Casa Piretti, questo pomeriggio a prendere la triste notizia della scomparsa della grande Raffaella ci ha intristito, ma meno male che ci siete voi a tirare
tirarci su di morale e renderle omaggio. Un abbraccio da Ilaria, Melania e il super bellissimo Speedy. Ciao ragazzi. Il coniglietto. Clara, complimenti per il programma. E un pensiero per Raffaella, una donna, un'artista straordinaria. Non ti dimenticheremo mai. Grazie Clara, grazie. Ciao. E lei si firma all'inizio dei messaggi. Che bello, Giusto. bello, bello. Ciao, Raffaella fisicamente asciutta ma con un cuore grande grande. Hai ragione, Sì. hai ragione, era mingherlina, Sì, sì, sì. ma il corazon enorme. Credo la TV di oggi abbia ancora molto da imparare da Raffaella, una TV educata, allegra, rispettosa, senza gossip e cattiverie, come quella che fate voi. Una persona che in punta di piedi si è fatto conoscere ed in punta di piedi ci ha lasciati. Fai buon viaggio Raffaella. G. Grazie G, grazie. Il tempo non aspetta nessuno, possiamo soltanto tentare di viverlo a pieno e credo che lei l'abbia fatto. Credo proprio di sì. Proprio di sì. Ha fatto ciò che nella vita voleva fare. Grazie Raffaella per aver fatto scatenare un'epoca. Bimba sulle note di Ballo Ballo. Sarà custodito per sempre nei suoi ricordi e grazie Casa Peretti per averla cantata. Grazie a te, grazie Tiziana per essere con noi in quest'ora musicale. Grazie. Dicevo prima che all'età di 8 anni, pensate, recitò nel suo primo film. Quindi era una bambina, 8 anni prima, e da lì iniziò una carriera straordinaria per davvero. Ma adesso, prima di andare a cantare una canzone, io, se penso alle grandi conduzioni, no? Ai grandi festival, ai grandi Sanremo, ai grandi Fantastico soprattutto, ce n'è uno con Raffaella Carrà e Johnny Dorelli che non possiamo non mandare in onda la scena di Benigni quando quel Benigni prese Raffaella, la mise sul palco per terra e insomma andiamola a vedere, andiamo a ricordare anche questo momento perché sono momenti che resteranno sempre nel nostro cuore. Abbiamo una telefonata poi subito dopo il video, regia, va bene? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto, io sono Enrico Peiretti, chi parla dall'altra parte? Volevo salutare Valentina che è mia nipote, Santoro Mario. E Santoro Mario. Ciao zio. Oh zio. Ciao zio. Ciao zietto. Ciao Valentina. Ciao, un piacere, grazie. Ciao. Ciao. Che sorpresa. Scusa, caramba che Ha sorpresa, fatto lo possiamo davvero una dire. carrambata, sì. Ci sta. Sono tanti anni che non lo vedo e gli mando un forte abbraccio. Ciao zio. Saluti allo zio. Adesso andiamo però a vedere proprio il video di un Benigni Carrà. Questo era uno show. Quello era uno show. Vai regia. No, così no! Esce dalla Cosa ci avete voi donne che attira così l'uomo? Non lo so, ma... Ve lo dovete dire, oramai sono giunto all'età, lo devo sapere. Cosa ci avete quella zona là? Me lo devi dire? No, perché giusto per saperlo, dice c'è un trattore, un treno, l'autostrada Firenze-Mare, la galleria del Monte Bianco. Roberto? Fammi vedere, un secondo. Cosa vuoi vedere? Fammela vedere un secondo. Che cosa? Un attimo, sai. Ma è tutto abbotonato, non posso, è abbotonato. Ma guarda, no. Voglio dire, sembra una cosa violenta, una cosa poetica. Giusto per vederla un attimo non vorrei morire senza aver visto quell'affare là. Mai visto? Oh, voglio dire, qualche volta. Di la verità. Ma giusto per vedere un secondo così, come mai attira tanto l'uomo quell'azienda là? Cosa ci avete voi donne? Piero Angela, dov'è? Dov'è Angela? È qua. È là? È là. Angela! Ma lei che ha fatto il viaggio dentro il corpo, me lo vuole dire cosa c'è? Insomma, il grande Benigni, che spettacoli che erano, insomma. Ha fatto il tuca tuca. È una sorta di tuca tuca. Andiamo a cantare, vai.
Poi dobbiamo dire una cosa importante, che ci diciamo dopo. Tanti auguri. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia, ma per una che già amata tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Litigare, litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Nel 2020 pensate ragazze che è stata nominata come sex symbol europeo alla carriera cioè, comunque queste canzoni, parliamo degli anni 70, 75, 80 che sia, avevano un testo particolare, certo. Perché allora dichiarare come è bello far l'amore da Trieste in giù in una canzone non era cosa proprio da tutti. Abbiamo una telefonata, sì, regia, passami pure. 011 06 01 741, con chi ho il piacere di parlare. Pronto? Sono Eva da Torino, mi sentite? Sì. Buonasera Eva, buonasera. Benvenuta in casa Peiretti. Con voi perché siete stati bravissimi in poco tempo a mettere uno spettacolino che veramente ci fa ricordare la grande Raffaele. Mi avete commosso per tutto il tempo. Grazie ragazzi, siete bravissimi. Non posso dire altro, sono commossa.
Grazie, insomma è stato difficile anche con la regia, subito messaggi, facciamo questo, facciamo quell'altro, anche Fabrizio facciamo anche un applauso perché questi complimenti Grazie, Fabio. vanno anche al nostro regista Fabrizio che ce l'ha messa tutta anche lui e grazie Eva, grazie di cuore. Complimenti Dobbiamo dire ancora una cosa e prima grazie, dell'ultima grazie canzone. per la commozione che ci fate. Ciao, grazie. Grazie, con tutto il nostro cuore. Dobbiamo dire una cosa, che nel weekend io, la Chelucci, la Branca siamo andati un po' in giro per il Piemonte e chi a suonare un matrimonio, chi a suonare una festa, chi a trovare degli amici. Abbiamo raccolto delle testimonianze di persone, di fans di Casa Peiretti che volevamo mandare in onda questa sera, ma perché tutto sia più con una logica sensata, domani inizia Casa Peiretti proprio con tutte le vostre foto, degli sposi hanno detto delle cose bellissime per la nostra trasmissione, quindi l'appuntamento con queste cosine è da domani, sempre dalle 20 alle 21. Adesso chiudiamo con un A far l'amore, comincia tu. E io ringrazio per questa puntata Valentina Branca. Ciao, grazie. Ringrazio Alessia Chelucci. Grazie a voi, ciao. Ringrazio uno strepitoso Fabrizio in regia. Ringrazio tutti voi per averci tenuto compagnia in questa puntata di Casa Peiretti con dei brani così allegri, ma in una puntata così triste per tutta la nostra nazione, per tutto il nostro mondo. Ci vediamo domani con una nuova puntata alle ore 20 e se volete rivedere questa alle ore 23:30. Grazie. Ciao! Ciao! Enrico Peiretti per voi. Ciao, sono Alessia Chelucci. Oggi mi trovo da Heaven Sound, il mio negozio di strumenti musicali. Non solo vendita, ma anche assistenza e riparazione di qualsiasi tipo di strumento. E per i vostri eventi, vendita o noleggio, impianti audio e luci.